a Senza Skate. Senza Skate oggi si occupa di tendenze di mercato. Sì, noi ci occupiamo di studiare dove sono diretti gli investimenti dei consumatori. È un settore, amici, costantemente in crescita, nonostante la penuria di Skate. È la cucina. Per la quale le statistiche ci dicono che 6 italiani su 10. Ma dove tiri fuori queste statistiche? Che ne so, vuoi che la cambi? Faccio 9, 11. La statistica ci dice che 11 italiani su 10, ecco, nella cucina proprio sono disposti ad investire i loro risparmi. Sicuramente perché sono amanti della buona cucina, sì, ma soprattutto anche per gente che vede. Così tu, pur in 45 metri quadri di appartamento, non hai una semplice cucina. Hai una super cucina ultra design. Con l'isola centrale. Sì, ma un'isola talmente grande che per andarci bisogna prendere il traghetto. Praticamente a Sicilia. Doppio piano di lavoro. Lavello a tripla vasca. Piano cottura. A induzione. Naturalmente. Frigorifero smart ultima generazione. Che ti avvisa lui quando finiscono i pisellini e i broccoletti e te li ordina online. Un freezer talmente potente che lasciandolo aperto mezz'ora risolvi il problema del riscaldamento globale del pianeta. E per concludere, un alto forno per acciaierie industriali. Con 376 modalità diverse di cottura. Grill. Programmato. Automatico. Con preriscaldamento veloce. Telecontrollato. Memory. Vasca idromassaggio. Sauna finlandese. Bagno di vapore al profumo d'arancio. Cena a lume di candela con Belen Rodriguez. Tutte cose che in fondo sono il minimo perché possa esprimersi appieno il Masterchef che è in te. Ma chi è Benedetta Parodi con le sue ricettine al tuo confronto? Cannavacciuolo. Carlo Cracco. Alessandro Borghese. A te, solo a te la dea della cucina ha svelato i suoi misteri. E ti ha reso nel tempo uno chef esperto. Affinato. Super organizzato. Che anche se ha lavorato tutto il giorno, in 10 minuti sarà in grado di preparare una cena per 20 persone. Attention s'il vous plaît, ce soir, escargot compitou à la Julien, framboise à la Varenne, soulette de purée de pommes de terre. Voilà! Bravo lo chef, bravo! Beh, con la tua cucina ultra design che ci vuole? Un attimo, basta usarla. L'alto forno con 376 modalità diverse di cottura, un pacco di istruzioni così, e sei ancora dentro del forno. Il doppio piano di lavoro, togli almeno il pluriball, no? E a carta queste ciocchette. L'isola, anche il TG5 ha detto che ormai da mesi hanno interrotto i collegamenti. Perché la verità è che già mentre stai tornando a casa, il solo pensiero di metterti a cucinare e poi dover ripulire ti fa venire la nausea. Così pronunciando la classica frase: cosa magno stasera? Apri il frigorifero smart e la visione è di quelle da disastro post-atomico. Niente. E nel niente uno yogurt scaduto da 6 mesi. Un pezzo di grana sul quale la vita ha ripreso a pulsare a livello di muffa. Una carota rinsecchita sulla quale spiccano strane macchie scure. Una testa d'aglio sicuramente appartenuta a Tutankhamen, che al contatto con l'aria si disintegra. E all'improvviso, senza nemmeno accorgertene, vieni travolto da un'ondata mefitica. Mamma mia! Ma sei qua quelli dell'Espurgo Pozzineri? E sull'ultimo ripiano in fondo, una delle cose più tremende che il mercato del cibo confezionato possa offrire. Tempo di conservazione in frigo dal momento dell'acquisto 2 ore e mezza. E realizzi che 15 giorni fa al supermercato avevi detto: ma sì dai, compro una confezione di petti di pollo. Mamma mia! Così chiudendo il frigorifero smart, ripensi a tutti gli elettrodomestici che ti circondano e che pesano come un macigno sui tuoi sensi di colpa da Masterchef. Prendi il telefono e... Sì, pronto? Qui l'istolante Pagoda. Ah sì, senta, buonasera. Ride. Anche stasera? Sì, anche stasera. Senta, dai, vabbè, il solito, dai. Oh, quello sta pelleggiando, pollo alle mandorle,
involtini primavera e pila cinese. Sì, grazie. E senta, il nome sul campanello? Oh, lo so, sempre lo stesso. Masterchef delle Palacche. Sì, si occupa di tennissimo di mercato, è uno dei settori che è più in espansione. Costantemente in crescita, nonostante la penuria E del perché la statistica che ci dice che 6 Ma dillo giusto, no? italiani su 10. Ma che dove ti tiri fuori la statistica? No, lo so, voi che aumenti, facciamo 11 italiani su 10.